Tecnologie e servizi mirati alle esigenze dei cittadini. L'inaugurazione di un poliambulatorio per anziani e soggetti fragili nel distretto sanitario dell'Ulsa 2 in centro a Treviso va in questa direzione. Il presidente del Veneto, Luca Zaia. In tutto il Veneto questo è solo uno dei tanti investimenti, 14 ambulatori, poliambulatori specialistici, 2 sale d'attesa e ancora la volontà di aggredire le liste d'attesa, ma soprattutto di dare una risposta alle persone più in difficoltà, gli over 75 e a tutti coloro che hanno difficoltà a deambulare, a muoversi e a tutte le categorie protette. Liste d'attesa che rimangono ancora con alcune criticità. Ma rimangono con le criticità perché noi le fissiamo, abbassiamo, anzi alziamo sempre di più l'asticella. Voglio ricordare che abbiamo fatto un'ulteriore delibera per diminuire ancora l'attesa, il che vuol dire che ci mettiamo ogni giorno alla prova, però i dati sono ottimali perché il 98% dell'attesa in Veneto è all'interno dei parametri previsti dalle leggi. Quali possono essere le ripercussioni del referendum dell'autonomia sulla sanità? Vogliamo spiegarlo che cosa potrebbe succedere alla sanità veneta? Ma le faccio un esempio: se dovessimo parlare oggi di vaccini e fossimo autonomi, ma autonomi veramente, con lo spirito quello vero dell'autonomia vera, potremmo definire che alcune partite ce le discutiamo direttamente in Veneto. E io direi che l'autonomia bisogna darla a chi si merita e a chi non se la merita non va data. Allora diciamo meno Stato in Veneto e più Stato da qualche altra parte dove amministrano male. E da un punto di vista di fondi? Beh, sui fondi noi abbiamo 21 miliardi di euro ogni anno di residuo fiscali, il che vuol dire che con l'autonomia, quella piena applicata, con 9 decimi di queste tasse resterebbero qui da noi, quindi vuol dire circa 19 miliardi di euro che restano in Veneto. Senta, ho letto del nome di Benazzi come possibile candidato della Lega Nord a sindaco di Treviso, una leggenda metropolitana. Beh, penso proprio di sì.